Buonasera e ben ritrovati a Qui Udine, settimanale di informazione legato a tutto ciò che succede in città. Partiamo da Casa Cavazzini, che è aperta dove è aperta al pubblico la mostra La forma dell'infinito, organizzata dal Comune di Udine e dal Comitato di San Floriano. La rassegna, che ospita 51 opere, alcune delle quali non sono mai state esposte al pubblico, rimarrà aperta fino a marzo. La cerimonia di inaugurazione ufficiale è prevista per i prossimi giorni. Per la città di Udine questa è un'occasione unica, è la prima volta che facciamo una mostra di questo livello. Io devo ringraziare proprio il gruppo di San Floriano che da tanti anni porta avanti a Ileggio un'esperienza culturale interessantissima. Adesso abbiamo l'opportunità di vederla anche a Udine. Saranno 6 mesi di questa mostra che sarà aperta per gli appassionati dell'arte contemporanea, dell'arte moderna, e potranno vedere opere interessantissime dei grandissimi autori di questo periodo. Io veramente sono contento di questa opportunità che la città di Udine dà a tanti che verranno a vedere la bellezza dell'arte moderna. E questa manifestazione di ottimo spessore, di eccellente spessore, ha coinvolto e sta coinvolgendo tante realtà. È una bella risposta, molto interessante, molto positiva, perché assieme prepariamo una cosa che darà, ripeto, lustro alla città di Udine e che avrà delle ricadute anche a chi svolge attività economiche in questa città. Non c'è niente di meglio che un controllo a sorpresa per constatare che tutto funzioni bene. Così l'assessore all'istruzione del Comune di Udine, Elisabetta Marioni, si è organizzata per fare improvvisate nelle scuole. Proprio dall'inizio della mia nomina mi sono occupata quasi esclusivamente proprio della ristorazione scolastica, del servizio della ristorazione scolastica e anche del doposcuola. Stiamo lavorando alacremente, è iniziata anche un'interlocuzione molto, efficace anche con chi naturalmente si occupa dei servizi, sia le cooperative del doposcuola che la nuova ditta che gestisce la ristorazione e anche le famiglie. Lei ha cominciato anche a visitare praticamente a sorpresa tutti gli istituti della città. Sì, sto effettuando proprio delle visite a sorpresa con un referente dell'ufficio e quindi vado a verificare proprio anche la qualità, insomma, dei pasti, per quanto possa essere il mio giudizio, e mi sembra che tutto stia procedendo per il meglio. È stato inaugurato l'Informa Giovani di Udine, un servizio che riapre dopo le chiusure legate all'emergenza pandemica. L'obiettivo è dare ai giovani uno spazio di dialogo e confronto. Dopo il periodo di isolamento forzato ha riaperto i battenti a Udine l'Informa Giovani e si propone con nuovi obiettivi: andare incontro alle situazioni di disagio e difficoltà che può vivere un giovane alla ricerca del lavoro, rispondere a esigenze di approfondimento, mettere in comune le proprie esperienze per trarne lo stimolo e guardare avanti. Il nostro obiettivo è dare a questa generazione un punto d'aiuto, un punto d'ascolto, una consulenza su tutti i servizi e anche l'avvicinamento al mondo del lavoro che può offrire la città. Il Comune di Udine, l'amministrazione, ha voluto con forza riaprire questo servizio in questo luogo vicino all'università e vicino al centro, punto strategico per tutti i giovani e gli universitari della nostra città. Quali sono le attività che possono essere appunto presenti all'interno del Forma Giovani? Ci saranno anche degli eventi anche per dire ai ragazzi come si costruisce, come si scrive un curriculum, e tutta una serie di iniziative anche in collaborazione con associazioni e realtà giovanili del territorio che gestiscono altri servizi della città di Udine. Nei prossimi giorni a Udine apriranno nuovi cantieri per la sistemazione di marciapiedi, strade e passaggi pedonali. Il vice sindaco di Udine illustra le novità e le caratteristiche degli interventi. In cantiere ulteriori interventi in città. Adesso di che cosa si tratta? Che cosa ha approvato la Giunta?
Ma l'allargamento su via Est, i lavori sono già partiti, abbiamo prolungato una parte di marciapiede, dicevo l'intervento è già partito, quindi doveva 2 mesi di lavoro, 2-3 mesi di lavoro massimo. Poi abbiamo fatto il nuovo piano parcellare su un'opera che comprende 5 marciapiedi, via Barasseria Media, Bassa, poi via Bariglaria, via San Rocco. Ecco, su quell'aspetto lì abbiamo dovuto rifare il piano parcellare perché il catasto ci ha chiesto che non erano conformi e sono un aspetto burocratico. La ditta è già stata individuata, qui sono 500.000 euro di importo di marciapiedi, per la prima volta vengono fatti anche quelli privati in via Bariglaria e quindi è un aspetto molto importante, credo che sia un segno di qualificazione anche delle periferie. Poi abbiamo approvato anche una sistemazione del cortile interno lascito Fior tra via Dante e via Crispi dove sono la sede dei servizi sociali, creando 8 posti macchina interno e piantando alcune essenze arboree e riqualificando il cortile interno. E poi abbiamo approvato anche 2 nuove oasi feline che la città aveva bisogno e che daremo seguito nei prossimi mesi perché il progetto è già definitivo esecutivo. Entro il 2022 Palazzo Daronco sarà restaurato, è quanto ha stabilito la Giunta Comunale di Udine, che ha approvato la fattibilità del progetto che prevede interventi su facciate esterne, infissi e copertura con la supervisione della soprintendenza. Palazzo Daronco si rifà il look. Per un importo di oltre 2 milioni di euro saranno effettuati interventi di restauro delle facciate e di recupero del sottoportico, la ristrutturazione dei serramenti esterni e lavori alla copertura. La Giunta Comunale di Udine ha approvato oggi il progetto di fattibilità. È un impegno per l'amministrazione, ma penso che sia una soddisfazione per i cittadini di Udine rivedere questo palazzo nel suo splendore, perché è un'opera veramente unica, voluta da questo grandissimo architetto con uno stile molto particolare del Liberty, e quindi noi abbiamo il dovere di preservare questo monumento e anche di fare quella manutenzione che è doverosa dopo quasi 100 anni di vita di questo palazzo comunale. Abbiamo già ottenuto dalla sovrintendenza grandi suggerimenti, grande attenzione, continueranno perché questo monumento tutelato è un bene architettonico, storico, e quindi i lavori dovranno essere fatti seguendo le regole precise che la sovrintendenza prescrive. Adesso andremo al progetto definitivo e poi all'appalto, e io spero che con il prossimo anno inizieranno i lavori per terminare proprio nel 22, a quasi 100 anni dalla fine di quanto costruì l'architetto Daronco. I lavori li dobbiamo fare, se arrivano aiuti da parte dei privati ben vengano, in ogni caso l'amministrazione comunale ha le risorse per fare i lavori. Il capoluogo friulano, dopo l'interruzione forzata del 2020, intende rilanciare per quest'anno il programma di attività culturali Natale a Udine, con il ritorno della pista di pattinaggio e del mercatino, sostenendo economicamente iniziative organizzate in città sia da professionisti che da associazioni di volontariato. A tal proposito il Comune mette a disposizione 50.000 euro per chi proporrà espressioni artistiche e culturali che evidenzino la tematica delle tradizioni natalizie in Friuli. A Udine ritornano le iniziative per il periodo natalizio, come prima dell'emergenza Covid, tra le quali la pista di pattinaggio in Piazza Venerio, il mercatino di Natale in Piazza San Giacomo. È prevista la realizzazione di videoproiezioni natalizie e di decorazioni luminose e la disposizione di 2 alberi di Natale in Piazza Duomo e in Via Leonello. L'accensione delle luminarie è prevista per il 26 novembre. Saranno delle grandi occasioni per stare assieme, per godersi le festività del Natale e anche delle grandi opportunità per gli operatori economici della città, insomma, perché contiamo che appunto gli effetti della pandemia, visto che il quadro sta migliorando, vadano progressivamente a migliorare e in qualche modo ci sia un ritorno anche per tutti gli operatori economici della città. Queste sono iniziative dirette del Comune di Udine, poi le singole illuminazioni dei borghi e delle vie verranno curate grazie al contributo, che ricordo sono 60.000 euro che sono messi a disposizione dal Comune per le associazioni e per i borghi, ognuno curerà gli allestimenti e le illuminazioni. E per questa sera è tutto, grazie per l'attenzione, qui Udine torna la prossima settimana.